vediamo. Furio, parola del giorno? Terzo scudetto, caro Gabriele, se hai letto i giornali, ma noi il 4 agosto staremo tutti in piazza, dato che siamo una squadra che non ha presente e non avrà neanche futuro, si rivolge al passato, e alla Lazio verrà assegnato uno scudetto vecchio di 100 anni, il 4 agosto, il giorno pronto a fare... È anche giusto, e ti consiglio la lettura su Repubblica del pezzo di Crosetti che si conclude con 100 anni di lotitudine, per farvi capire. Pensate a questo genio, cioè non riuscirà mai a vincere uno scudetto, ha capito? Lo vince con le carte bollate dal passato, quindi lui passerà come il presidente che ha portato il terzo scudetto alla Lazio. A me piace tantissimo l'idea, come piace tanto di inserire necessariamente nella canzone espressa di Maximo la parola Pikachu. Ragazzi, il prossimo incontro faccia sul cellulare che sta cercando i Pokémon, gli tiro una testata, così vediamo se torna alla realtà, non quella virtuale. Aggiungerei anche la cagata di Franco Russo, via. Aggiungiamo una quarta parola, la cagata di Franco Russo. Ok, sentiamo immediatamente le vostre di canzoni, di parole. Naturalmente la parola deve essere anche un pochino difficile, cioè se ci dite esame è un po' troppo semplice. Poi ce la motivate in diretta, alcuni di voi verranno chiamati e ci diranno il perché della parola del giorno. Ma tutto questo, cari colleghi, dopo il prossimo disco. Hola, no. Ok, ci colleghiamo un attimo nella diretta con Milano, c'è Franco Russo. Non ce la faccio, deve arrivare prima di Coppadina, a metà programma, come?
bravo, quindi adesso molto grande, sta morendo. Il povero Franco Russo lo vediamo dalla webcam. io garantisco diretta Facebook che se accade quello che spero accada, Ma è bianco però. è bianco, Comunque, tra tutti quanti, quello che dovrebbe preoccuparsi realmente non è nessuno di noi, ma Ovidio Andriani, bravo. Perché poi qualcuno dovrà pulirlo quello studio se Franco Russo non regge botta. ragazzi, perché ne ha viste tante, gente che tira latte e caffè, verso un mixer, ma questo secondo me, ma vuoi vedere la bocca, non potesse sai che fare il sconto. Scusa Vincenzo da Torino, scusaci, buongiorno, benvenuto su DJ. Buongiorno, Vincenzo. La tua parola. Praticamente andiamo da un cliente, abbiamo un contratto, quindi andiamo a fare un incontro trimestrale per vedere i risultati persone in linea con le attese. Traduzione di Regno Unito in tubo. Sono due cose, La farete con delle slides oppure... Senti Vincenzo, tu sei proprio di Torino, vero? Veramente, vabbè. Vincenzo è il nome tipico di Torino. No, ma perché ho il problema del per 4 lì, ma che non abbiamo un mese. Cioè, io mi ricordo che quando eravamo perché poi Torino, la Mole, la Paglia Calda, per sempre io, la figlia. posso dire che non ho trovato ancora un Torino, un altro Torino. A parte di sì, ragazzi, a Torino non c'è più niente di Torino. Grazie Vincenzo, ciao, buona giornata. Buona giornata a voi. Gianluca da Genova, buongiorno Gianluca. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Parola del giorno, Gianluca. La mia parola di giorno è vabbè, penso che sia così. Stuva sto raccontando Massimo, È presente un armadietto dell'Ikea, una maglia che servono per la cameretta del prossimo film in arrivo. Gianluca, maschio o femmina? Maschio. Lo chiami Giorgio Gabriele Furio? Sì, pensavo. In realtà abbiamo stato perciato. Va bene, molto simile. Guarda, incredibilmente mio papà del primo video si chiama Carlo, quindi ci sei andato vicino. Gianluca ci dice, naturalmente Andrea Premiano, che sapete, è la T praticamente dell'Ikea, che si dice spuma rullo. Non può sbagliare, perché no, io ho una basilo, sì, ho un basilo. Minchia, da un armadio in tre. No, ma perché poi deve comprare sempre Tua moglie ha le voglie di Ikea, quelle voglie di fare. Perché la donna dice che punto per virgolette comunque mi faccio un giro, sempre, e con il segno di essere perso, perché torni a casa con candela aromatizzate, 2 pentole inutili, il vuoto, ragazzi, vedete il vuoto, no? c'è anche in offerta. Costa poco e al massimo è uno straordinario sottovaso, Gabriele. Guarda, io sento volte e anche uno con un due pentole della bollita. Pronto? Ciao, ciao. Fantastico, un sacco di rime. Sì. Ok, va bene. Sì, va bene, va bene. Ok, ciao ciao.
Se la Juventus paga i 97 milioni di euro, 93 su quello che si metteranno d'accordo della clausola rescissoria entro il 31 luglio, si avrà diritto alla Juventus. Se no, si aprono altri scenari. Ma cosa ha detto il presidente del Napoli De Laurentiis? Ha detto che non glielo vuole dare, perché se potrebbe anche andare per pagarselo, ma rapidamente possibile. Perfetto, quindi ha detto fondamentalmente non pagheranno, farà dire basta questa sera. Salutate Guarino del Napoli, voi lo capito la giusto Francesco, così il parere del migliore. Ok, questo provvista di Verona, sì, perché insomma chiede, fa domande a una simpatica piccola comunità che gli chiede come va. Cosa pensa? Sì, non solo quello, ma le chiede che cosa c'è sopra lo zaino, no? Perché probabilmente c'è un'immagine di Guarino. Sentiamo. Io faccio una proposta, sono le 7:27, mettiamo questo file down fino alle 10.
Eccoci. Sì, ok. Grazie.
Viva, buongiorno. Che belle queste associazioni, grazie. Sì, bene. Sì, sì, sì. Sì, sono pronto. Sì. Ma va. Bene. Sì. Sì, sì, ma me la immagino, me la immagino. Che dolce, sì, sì. Sì. Benicio, vi salutiamo tantissimo. A dopo, ciao.
Da questa baby tifosa che si chiama Gaia. Gaia, quanti anni hai? Fatti vedere che sei meravigliosa. Gaia è timida, ma qui sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia? Sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia?
Piano piano sfuma e poi va via. C'è un stovacarone lì pieno di malinconia. Le galle ai piedi, la Bruce Banner nel finale. Con l'autostop col trattore in tangenziale. Triste cammino tanto come Forrest Gump. Pettinatura sobria tipo Donald Trump. Un tipo urla incazzatissimo. Ehi tu! Hai camminato proprio sopra Pikachu! Sopra Pikachu! Ho fatto un review meeting, poi mi sono scusato. Due sorsi frizzantissimi e io in faccia digestato. Ma digestato e DJ... Digestato e DJ minchia non son colleghi. Peccato ho usato già la rima delle galle ai piedi.
Prendere il sole a barcola è la mia delle galle ai piedi. Schivando prima delle galle ai piedi. Prendere il sole a barco, la mia unica missione. Schivando 6V compra, evitando le persone che parlano soltanto di una persone che parlano soltanto di una cosa, che parlano soltanto di una cosa e forse un lusso, ci han fatto pure l'app e la cagata di Franco Russo, la cagata di Franco Russo. Trio piano piano sfuma. Russo, di Franco Russo, se li addolcisce allora, di Franco Russo, se li addolcisce allora vivo son certo, però attenzione se... di Franco Russo, se li addolcisce allora vivo sono certo, però attenzione se lei invece sala parto da Pisa con l'amico veneziano, Anca Sbilenc, amico veneziano, Anca Sbilenca questa torre e assai ridiamo, queste vacanze ho meritato, l'ho già detto, quanto la Lazio e questo suo terzo scudetto, perché nel 91 giuro ho lavorato, mezza giornata e sai che stanco son tornato. Mezza giornata e sai che stanco son tornato. Che parlano soltanto lei, peccato ho usato già la rima delle... Mezza giornata e sai che stanco son tornato. 91 giuro ho lavorato. Mezza giornata e sai che stanco son tornato e l'Inps mi ha già... Giornate sai che stanco son tornato e l'Inps mi ha già... Giornate sai che stanco son tornato e l'Inps... Giornate sai che stanco son tornato e l'Inps mi ha già fatto... Giornate sai che stanco son tornato e l'Inps mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia. Commetto... Stanco son tornato e l'Inps mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia. Commetto di matematici per l'ingegneria. Avrò l'Anca Sbilenca a 90 anni, non più un ragazzo. Mi han già avvertito quanto prendo al mese. Prendo al mese. Al mese.
Prendo il mese. Prendo il mese. Prendo il mese. Se il tuo gallo sta scrivendo se il tuo gallo sta dormendo e scrive cose, tu non sai che cosa sia, è la polisonografia. Sai chi vi saluta tantissimo? Sai chi mi saluta tantissimo? Tantissimo. 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 Che magia! Sai chi mi saluta tantissimo? 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 C'è chi la pecorina. Non la scocciare. C'è chi la pecorina. Non la scocciare. Ora lo zaino, cosa c'è, Gaia? Scocciare. Qui sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia? Sai chi dormendo e scrive cose. Sì, se il tuo gallo sta dormendo e scrive cose, tu non sai che sonografia. Sai chi mi saluta tantissimo? Qui sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia? Tantissimo. Gaia.
sai tantissimo, Gaia, che magia. Gaia, Gaia, Gaia. Sai che mi saluta Qui tantissimo, sopra lo zaino, cosa c'è? tantissimo. Qui sopra lo zaino, cosa c'è? Un ragno, un ragno. 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 Gentili la pecorina. Non la scocciare. Qui sopra, Piano piano sfuma e poi Trionno piano piano sfuma e poi va via. C'è un stovagron lì pieno di Trionno piano piano sfuma e poi va via. C'è un stovagron lì pieno di Banner nel finale, con l'autostop, col trattore in tangenziale, triste cammino tanto come Forrest Gump, pettinatura sobria tipo Donald Trump. Ho fatto un review meeting, poi mi sono scusato, 2 sorsi frizzantissimi io in faccia di gestato, ma di gestato e DJ minchia non son colleghi, peccato ho usato già la rima delle galle ai piedi, ma di gestato e DJ prendere il sole a poco, la mia unica missione. Prendere il sole a poco, la mia. Sai che mi saluta tantissimo, mi saluta tantissimo, saluta tantissimo. Sai che mi saluta tantissimo, saluta tantissimo, saluta tantissimo. Sai che mi saluta che magia, sai che magia, sai che mi saluta tantissimo. lo zaino, cosa c'è? Gaia, lo zaino, cosa c'è? Gaia. Lo zaino,
Cosa c'è, Gaia? Ragazzi. Cosa c'è, Gaia? Cosa c'è, Gaia? Cosa c'è, Gaia? Ragazzi. Cosa c'è, Gaia? Cosa c'è, Gaia? Ragazzi. Cosa c'è, Gaia? Ragazzi. 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 Trionfo piano piano sfuma e poi va via. C'è un stovacron lì pieno di malinconia. Le galle ai piedi, la Bruce Banner nel finale. C'è un stovacron lì pieno di malinconia. Sfuma e poi va via. C'è un stovacron, sfuma e poi va via. C'è un stovacron lì pieno di malinconia. Le galle, c'è un stovacron lì pieno di malinconia. Le galle ai piedi, la Bruce Banner nel finale. Con l'autostop, col trattore in tangenziale, triste cammino tanto come Forrest Gump, pettinatura sobria tipo Donald Trump, un tipo urla incazzatissimo: ehi tu, hai camminato proprio sopra Pikachu! Ho fatto un review meeting, poi mi sono scusato, 2 sorsi frizzantissimi e io in faccia digestato, ma digestato e DJ minchia non son colleghi, peccato ho usato già la rima. Delle galle ai piedi, ho usato già la rima, delle galle ai piedi, ho già la rima, delle galle ai piedi. Prendere il sole a barcolati, prendere il sole a barco, la mia unica missione, schivando sei tu compra, evitando le persone che parlano soltanto di una cosa e forse un lusso, ci han fatto pure l'app e la cagata di Franco Russo, la cagata di Franco Russo. Se li addolcisce allora io sono certo, attenzione se lei invece sa la passo. Se li addolcisce allora vivo sono certo, però attenzione se lei invece sa la parto da Pisa con l'amico veneziano. Anche a Sbilenca questa torre e assai ridiamo, queste vacanze ho meritato, l'ho già detto, quanto la Lazio e questo anche a Sbilenca questa torre e assai ridiamo, queste vacanze ho meritato, l'ho già detto, quanto la Lazio e questo suo terzo scudetto, perché nel 91 giuro ho lavorato mezze giornate, sai che stanco son tornato e l'Inps mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria, un calcolo per la pensione mia, un calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria, di matematici per l'ingegneria, calcolo per la pensione mia, calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria. Avrò l'Ancas e l'Inps mi ha già fatto un calcolo e l'Inps mi ha già fatto, son tornato e l'Inps mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria.
Sono tornato e l'INPS mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia con metodi matematici. Per l'ingegneria avrò l'anca sbilenca a 90 anni, non più un ragazzo. Mi hanno già avvertito quanto prendo al mese. Se il tuo cane sta dormendo e scrive se il tuo cane sta dormendo e scrive cose, tu non sai che cosa sia. E la polisonografia. Sai che mi saluta tantissimo. Che magia, sai che mi saluta tantissimo. Cosa c'è, Gaia? Cosa c'è, Gaia? Trionno piano piano sfuma e poi va via. C'ho sto Grundlig pieno di malinconia. Le galle ai piedi, la Bruce Banner nel finale. Con l'autostop, col trattore in tangenziale. Triste cammino tanto come Forrest Gump. Pettinatura sobria tipo Donald Trump. Un tipo urla incazzatissimo: ehi tu! Hai camminato proprio sopra Pikachu! Ho fatto un review meeting, poi mi sono scusato. 2 sorsi frizzantissimi e gli in faccia digestato. Ma digestato e BJ minchia non son colleghi. Peccato ho usato già la rima delle galle ai piedi. Prendere il sole a poco la mia unica missione. Schivando sei tu compra, evitando le persone che parlano soltanto di una cosa e forse un lusso. Ci han fatto pure l'app e la cagata di Franco Russo. La cagata di Franco Russo. Se li addolcisce allora vivo, sono certo. Però attenzione se lei invece sala, parto da Pisa con l'amico veneziano.
Anche sbilenca questa torre e assai ridiamo. Queste vacanze ho meritato, l'ho già detto, quanto la Lazio e questo suo terzo scudetto, perché nel 91 giuro ho lavorato mezze giornate, sai che stanco son tornato. E l'INPS mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria. Avrò l'anca sbilenca a 90 anni, non più un ragazzo. Mi han già avvertito quanto prendo al mese. Se il tuo caldo sta dormendo e scrive cose, tu non sai che cosa sia. E la polli sonografia. Sai che mi saluta tantissimo, che magia, sai che mi saluta tantissimo. Cosa c'è, Gaia? Il tuo callo avrò l'anca sbilenca a 90 anni, matematici per l'ingegneria. Ho già avvertito quanto matematici per l'ingegneria. So che a 90 anni non sarò più un ragazzo. Mi han già So che a 90 anni non sarò più un ragazzo. Mi han già avvertito per l'ingegneria. So che dici per l'ingegneria. So che a 90 anni non sarò dici per l'ingegneria. So che a 90 anni non sarò più un ragazzo. Mi han già avvertito quando prendo al mese. So che a 90 anni non sarò più un ragazzo. Mi han già avvertito quanto prendo al mese. Se ingegneria, so che a 90 anni non sarò più un ragazzo. Mi han già avvertito quanto prendo al mese. Se Pronto? Eccoci, ciao. Sì, ho mandato una, sto mandando anche un aggiornamento, se riesce bene, se no pazienza. Insomma. Sì, sì, ciao. C'è sala, parto a questa torre e assai ridia quanto la Lazio e questo è 91 giuro, sai che stanco son tornato e l'INPS mi ha già fatto un calcolo per la pensione mia con metodi matematici per l'ingegneria. So che a 90 anni non sarò più un ragazzo, mi han già avvertito quanto prendo al mese. Buongiorno. Per fortuna che le parole erano 15, perché sennò...
Sì, sai chi vi saluta tantissimo? Oppure Gaia vi saluta tantissimo anche un po'. Sì, 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 certo, sì, sì, mi immagino, anch'io. Ciao, 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 buone vacanze, ciao. Cosa c'è, Gaia? Non potevamo chiedere titoli di coda più belli per questa stagione, ma lacrimucce che scendono